Allora, siamo con Michele Falcone, è stata presentata da poco Neutalia, la nuova società che gestirà l'impianto di Bolzano, ma non solo. Una rivoluzione per la gestione dei rifiuti? Assolutamente sì, una rivoluzione nella gestione dell'economia circolare. Noi crediamo fortemente che il servizio idrico e il servizio rifiuti possano lavorare insieme. Crediamo fortemente che l'impianto di Bolzano, come anche gli altri impianti sul territorio, possano lavorare in forma sinergica. Vogliamo valorizzare le professionalità che oggi esistono su questo territorio e vogliamo dimostrare nei fatti che il piano industriale che abbiamo presentato avrà la fiducia dei cittadini. Siamo aperti al dialogo, siamo aperti all'innovazione, siamo aperti alla legalità e conseguentemente siamo qui per essere misurati e per voler creare con voi un grande percorso di sviluppo. Ecco Presidente, lei ha parlato di dialogo con i cittadini e anche di investimenti, 8 milioni di investimenti sull'impianto, però subito il comitato di Bolzano dice è una pezza su un vestito vecchio. Allora, gli investimenti che noi abbiamo inserito sono investimenti necessari per fare in modo che l'impianto ritorni a fare il suo lavoro, che è quello di termovalorizzare. La termovalorizzazione, cioè la trasformazione del rifiuto in energia, è l'ultimo percorso di un ciclo virtuoso che deve essere valorizzato, ma che non può essere invece dimenticato. Noi faremo in modo che l'impianto pertanto ritorni al suo essere termovalorizzatore. Quegli investimenti che voi vedete sono i primi e non sicuramente gli ultimi, perché voglio sottolineare questo elemento. Noi l'anno prossimo presenteremo un piano di sviluppo. Il piano di sviluppo avrà investimenti ben maggiori, non riguarderà ovviamente solo l'impianto di Bolzano, riguarderà altri impianti e vorrà fare in modo che appunto tutta quest'area sia una vera area di bioeconomia circolare, cioè un'area dove energia, rifiuti ed acqua si parlano per far sì che i rifiuti siano il meno possibile e siano valorizzati in prodotti. Grazie.